Dopo il convincente successo di Ferrara contro i Parietà della SPAL, i ragazzi di Mister Sanfratello vogliono ripetersi oggi contro il Genoa in occasione di questo secondo test match organizzato in vista della Lazio Cup che si terrà nella seconda metà di maggio. Buongiorno da Luca Pellegrini e benvenuti al centro sportivo Begato di Genova per l'amichevole di Under 17 tra il Genoa e la rappresentativa della Lega Nazionale Dilettanti. Le squadre si sono appena salutate a centrocampo, noi passiamo subito a mostrarvi le formazioni partendo dai padroni di casa del Genoa. 4-3-3, Magalotti tra i pali, linea 4 in difesa composta da destra a sinistra da Deseri, Bailo, Killonen e Camilletti. Il trio di centrocampo sarà formato da Dadi, Fazio e Colsi, dietro le punte Romano, in avanti Salvador e Angelos. Risponde la LND con un 4-3-3 di Giorgio tra i pali, Calvosa, Alfani, 5 Birardi in difesa, Sorgon insolito e la Sorsa a centrocampo, Testa, Ferrari e De Rosa in attacco. Mister Sanfratello ci ha mostrato nella gara contro la SPAL di saper modificare in corsa non solo gli uomini come è naturale in queste occasioni, ma anche lo schieramento. In quell'occasione era partito con un 4-3-3, poi era passato ad un 4-2-3-1 e aveva modificato il proprio volto numerose volte nell'arco dei 90 minuti. Si attende solo il fischio del direttore di gara e si comincia, iniziata l'amichevole tra Genoa e rappresentativa LND. In questa prima frazione i padroni di casa, che indossano il loro consueto completo rosso-blu, attaccheranno da sinistra a destra. I ragazzi della rappresentativa invece in completo bianco attaccheranno da destra a sinistra. Il primo possesso è stato della rappresentativa, che ha lanciato lungo, consentendo al Genoa di recuperare la sfera e di impostare per la prima volta in questa partita. Gioco allargato sulla sinistra, poi Romano va sulla sua verticale, subito in raddoppio i ragazzi della LND che costringono il Genoa ad effettuare una rimessa laterale. Testa accomoda per il numero 4 insolito, scarica verso il numero 3 terzino sinistro che sarà Birardi, lancio lungo alla ricerca della corsa di Ferrari, la cui pressione mette in difficoltà per un momento i ragazzi di casa. Lancio verso l'altro numero 9, si alza la bandierina dell'assistente, fuori gioco. Numero 9 del Genoa, come abbiamo detto, è vestito da Salvador, non da Ekator, il centravanti che in questa stagione è stato il titolare della squadra di Mister Chiappino, è il ragazzo col maggior minutaggio in rosa e anche quello con il maggior numero di reti insieme a Romano, ben 14, 13 in campionato e 1 proprio contro la rappresentativa in un'altra amichevole disputata dal Genoa. Ora in possesso palla con Deseri, si abbassa Fazio che occupa come al solito il ruolo di playmaker, poi Killonen sulla destra per il numero 6 Bailo. La rappresentativa recupera il pallone, verticalizza per Testa, attenzione alla velocità del numero 7 che può andare all'1 contro 1, si accentra, il pallone sfila per il destro di Caceres. Alla prima occasione i ragazzi di Sanfratello sbloccano la partita, ha segnato Caceres 1-0. Il pallone è capitato tra i piedi del numero 11 anche in maniera abbastanza casuale, nel senso che Testa aveva provato il dribbling, rimpallo tra lui e il difensore, la sfera è schizzata a Caceres che di prima intenzione non si è lasciato pregare, non si è lasciato intimorire e ha sbloccato la partita. Meno di 3 minuti e la rappresentativa
come contro la SPAL si porta in vantaggio per 1-0. In quel caso era stato proprio Testa a segnare, stavolta Testa è il giocatore che ha dato il via all'azione. Vediamo se e come risponderà la squadra di Chiappino, con Colsi che chiama in causa Fazio, fa girare per Dadi, in due su di lui trova tra le linee Angelos, si ripropone proprio Dadi, può andare all'1 contro 1 sulla fascia, bel filtrante al limite dell'area per Romano che torna ancora una volta da Dadi, fa partire il cross girato da Salvador, il pallone forse anche smorzato dal diretto marcatore, finisce tra le braccia di Giorgio che tocca per la prima volta in questa partita il pallone. Giocatore dell'Ostia Mare, gioca nell'Under 17 ma ha già raccolto diverse convocazioni in prima squadra, che gioca in Serie D senza però esordire tra i grandi. A dicembre è andato in prova alla Roma. Palla d'esterno, tutto buono, gran parata di Magalotti che però non può far niente sulla ribattuta di Testa, ha raddoppiato la LND, il destro di Ferrari è stato parato da Magalotti che non ha potuto fare niente sul tap-in del numero 7 che prima ha portato all'1-0 e poi si è messo in proprio segnando il raddoppio. Che inizio della squadra di San Fratello. In 4 minuti ne ha segnati 2, Genoa però paga 2 disattenzioni difensive, la seconda in particolare con la difesa praticamente schierata. E adesso il parziale si arrotonda, lancio alla ricerca di Angelos, non si fida dell'uscita di Giorgio, 5 che allontana. Camilletti accomoda per Dadi, di tacco alla ricerca di Fazio, ci arriva prima Insolito, tocco per la Sorsa, subentra Colsi che ricomincia in direzione del numero 4 finlandese Killonen, ragazzo che è arrivato al Genoa a gennaio. Seguiamo però prima questa verticalizzazione letta molto bene da Alfani che in scivolata va all'indietro da Di Giorgio, ovviamente non è un retropassaggio volontario, quindi tutto regolare. Dicevamo di Killonen, 7 presenze in campionato, tutte da titolare in 8 gare, è arrivato a dicembre in Italia dal TPS, squadra finlandese della città di Turku. Nell'estate del 2021 per lui anche una presenza in nazionale. Magalotti per Deseri che torna dal proprio numero 1, classe 2007 Magalotti, portiere dell'Under 16 che oggi viene provato da sottoetà. Anche il secondo portiere in panchina del Genoa, vale a dire Massellucci, è un classe 2007 e non sono gli unici due. C'è anche Gucic che ovviamente di ruolo non fa l'estremo difensore, fa l'attaccante. Anche lui è un sottoetà. Come Killonen non è italiano, come il cognome suggerisce è slovacco, arrivato in Italia una ventina di giorni fa dal Trenčín, squadra appunto della Slovacchia. Finora ha raccolto una convocazione in campionato contro l'Empoli senza esordire e una presenza in amichevole contro la rappresentativa Lega Pro, fa parte della nazionale slovacca Under 16. Verticalizzazione per Colsi, Di Giorgio prende un po' tutto, un po' il pallone, un po' l'attaccante, ha rischiato di andare a vuoto e di spalancare la porta al Genoa, che ha avuto all'improvviso la chance di portarsi sul 2-1 e di accorciare le distanze. Killonen, poi Fazio, il numero 8 Colsi, Bailo non riesce ad agganciare Salvador. Allora l'altro numero 11 Caceres, poi la Sorsa, subentra Testa che può entrare in area, Testa dentro per Ferrari che non riesce a controllare. Era una grande chance per la rappresentativa.
che dà l'impressione ogni volta che avanza di poter far male e soprattutto di essere molto organizzata a centrocampo. Ci sta stupendo, proprio come ci ha stupito ieri la rappresentativa Serie D che ha esordito nel torneo di Viareggio, come i due allenatori, Giannichedda ieri, Sanfratello oggi, siano riusciti in poco tempo a dare un'impronta visibile alla propria squadra, a far capire la filosofia che vorrebbero adottare, e i ragazzi dal canto loro stanno dimostrando di essere molto ricettivi, perché non sembrano assolutamente una rappresentativa, sembrano una squadra di club che gioca insieme da mesi. Indicazioni che per ora sono più che buone. Altra occasione di ripartire per la rappresentativa, se ne va e poi prova addirittura il destro dalla distanza Sorgon, palla abbondantemente alta sopra la traversa. Quando siamo all'8° minuto e 30 secondi di gioco ha provato la soluzione personale Sorgon, giocatore della Vogherese che si alterna tra Juniores, con la quale ha raccolto 14 presenze e 2 gol, e addirittura la prima squadra in eccellenza con la quale ha già raccolto una manciata di presenze. Non era presente, a proposito di partite giocate, a Ferrara nell'altra amichevole contro la SPAL, aveva però partecipato al raduno dell'area nord. Lui che è un centrocampista molto duttile, può giocare sia mezzala che trequartista, ha grande qualità ma si sacrifica tanto anche in difesa. Secondo Sanfratello può crescere ancora, soprattutto dal punto di vista della corsa, dell'intensità e dell'agonismo. Seguiamo Bailo che prova ad andarsene sulla fascia. Chiuso, non c'è spazio per il cross, perde anche il possesso, recupera Fazio che scambia con Salvador, cross a centro area, lascia scorrere Salvador, scusate, quello di prima era il numero 11 Angelos, recupera Deseri, Kilonen, verticale alla ricerca di Romano, fa buona guardia la rappresentativa, sombrero molto elegante di insolito che allarga per testa, cerca di duettare con Sorgon e poi la rappresentativa ricomincia. Pressione abbastanza timida del Genoa, sono liberi di impostare i ragazzi di Sanfratello con Birardi che prova il lungolinea e viene intercettato. Rimessa laterale guadagnata dal terzino sinistro che gioca nella Resuttana San Lorenzo, club di Palermo. Ha già raccolto anche lui diverse presenze in prima squadra, che milita nel campionato di eccellenza. Nel 2021 è passato al Catanzaro e all'inizio di questa stagione ha fatto ritorno in Sicilia. Lui che aveva iniziato il proprio percorso calcistico proprio sull'isola nell'Academy Parma Sant'Alfonso. Angelos per Colzi, palla irraggiungibile che termina la propria corsa sul fondo. 11° minuto, 0-2 il risultato. Decidono per il momento le reti di Caceres e Testa. Avanza la rappresentativa, detta il passaggio in profondità. Sorgon preferisce ricominciare la sorsa. Poi Alfani chiama in causa Di Giorgio. Ora sì che la pressione del Genoa inizia ad alzarsi. La sorsa mantiene comunque grande calma. Cerca sempre di ripartire dal dietro, lo fa con lucidità e con tecnica la squadra di Sanfratello. Testa prova addirittura il tunnel. Rimessa laterale. Testa è uno dei ragazzi che ha stupito maggiormente Sanfratello. Abbiamo parlato con il mister del ragazzo con la maglia numero 7, ci ha detto apertamente: per me è uno dei più pronti, è davvero uno degli intoccabili. Gioca nel Sarnico, club dell'omonimo paese in provincia di Bergamo. È arrivato quest'estate dal Villavalle, club di Villa Dalmè, un altro paese in provincia di Bergamo, e alla prima giornata di campionato è stato protagonista di un episodio abbastanza singolare. Seguiamo però proprio Testa che recupera il possesso del pallone. Di fianco a lui arriva Sorgon. Testa sceglie il numero 8, cerca il cross sporcato. Testa cerca di andare a riprendersi la sfera, salta più in alto di lui Deseri, poi se ne va in mezzo a due Calvosa e guadagna un calcio di punizione. Stavamo dicendo di Testa,
protagonista di un episodio singolare alla prima giornata di campionato. Per ironia della sorte, il calendario ha messo di fronte proprio il Villavalle e il Sarnico, la sua ex squadra. Testa ha segnato il più classico dei gol dell'ex. Il problema è che all'ultima partita della stagione precedente aveva ricevuto un cartellino con conseguente squalifica. Il Sarnico ha fatto ricorso, o meglio il Villavalle, scusate, ha fatto ricorso e la partita il Sarnico l'ha persa a tavolino. Fischia l'arbitro. Parte testa, traiettoria tagliata. Svettano però i rossoblu. Ora Romano con la fascia di capitano al braccio cerca di far ripartire Colsi, che lotta, perde il pallone sulla pressione di Caceres. Raddoppiato, ricomincia da Birardi. Si fa vedere tra le linee. Insolito, Birardi preferisce andare da solo, va in serpentina, arriva fino al limite, scarica per Ferrari, il cui destro viene murato da Killonen, che poi cerca di raggiungere Angelos. Passaggio fuori misura e palla che termina fuori. 14° minuto, sempre 2-0. Con le mani da Ferrari che spizza, dietro di lui però non c'è nessuno. E Magalotti può bloccare il pallone e far ricominciare Fazio, playmaker del Genoa. Colsi, sta arrivando anche Bailo in sovrapposizione, preferisce ricominciare da Killonen. Avanza il finlandese, sempre Fazio a farsi trovare smarcato. Poi Colsi, pensando di aver Bailo alle spalle, lascia scorrere il pallone. Torna però in possesso proprio il numero 8, non ci arriva Angelos. Allora Alfani per Di Giorgio, si abbassa Insolito, riceve, si alza Romano su di lui, Insolito rischia tantissimo. Con calma olimpica però serve Birardi. Rimpallo, calcio di rinvio. Un attimo di respiro in questo inizio. Di Giorgio sistema il pallone e gioca corto. Lancio verso Caceres, ottimo l'aggancio dell'11, ottimo anche il passaggio per Insolito, che di prima apre in direzione di La Sorsa, ottimo sviluppo della LND, La Sorsa doppio passo, cross all'indietro, era una giocata intelligente, Dadi è stato bravo, occhio perché Testa si è andato a riconquistare il possesso, Caceres dribbling, messo giù, calcio di punizione inevitabile. Dobbiamo rinnovare davvero i complimenti alla rappresentativa di San Fratello, perché ha iniziato con organizzazione, con testa, con l'approccio giusto. E ora questo calcio di punizione arriva da una mattonella molto interessante. Sul pallone sono in 3, Insolito, La Sorsa che però si allontana, allora rimangono Insolito e il numero 9 Ferrari. Insolito giocatore del Pietra Ligure, si alterna tra juniores e prima squadra in promozione. È cresciuto nel Savona, l'estate scorsa è passato all'Albenga. Fischia l'arbitro, va proprio Insolito, barriera, poi contrasto, Magalotti riesce ad evitare il corner. Fa suo il pallone e poi cerca di far ripartire il Genoa. Con la coda dell'occhio aveva visto un movimento alla sua destra, peccato che il movimento fosse quello del direttore di gara e non di un suo compagno di squadra, e allora regala la rimessa alla rappresentativa. Battuta in area di rigore, non riesce a controllare La Sorsa, può alzarsi Camilletti. Ottimo intervento di Calvosa a interrompere tutto, poteva scattare Angelos sulla fascia. Entrambi gli allenatori in piedi a dare indicazioni ai propri ragazzi, e c'è anche il primo cambio della partita, che forse è un doppio cambio. Sì, è un doppio cambio, escono con il numero 6 Bailo e con il numero 8 Colsi, fanno il loro ingresso in campo con il 18 Dodde, e al centro della difesa con Deseri che torna nella propria posizione abituale, cioè quella di terzino destro.
o meglio scusate, non al centro della difesa ma nel ruolo di terzino sinistro. È entrato con il numero 13, Sancinito. Fazio, serie di contrasti con Birardi. Poi palla al piede, rischia, perde il possesso e il Genoa punisce portandosi sul 2-1 con la rete di Salvador, che ha riconquistato il pallone, ha calciato, ha trovato una deviazione che ha spiazzato Di Giorgio. 18° minuto, accorciano le distanze rossoblù. Rete di Salvador, come detto, 11 presenze in campionato per lui e un gol, quello che ha deciso la sfida con il Sassuolo, che tra l'altro è l'unica partita in cui ha cominciato dal primo minuto. Ha ottenuto anche una convocazione sotto età, scusate, non doppiamente sotto età. Prima però seguiamo Romano che si accentra, insolito, prova a infastidirlo, pallone allargato verso Dade, sta arrivando velocissimo Sancinito, il pallone proprio per il numero 13, si sacrifica a testa, Angelos però mantiene la sfera, poi Romano allarga sulla destra per l'autore del gol che ci riprova. Stavolta trova Di Giorgio sulla sua strada, sarà angolo. Parlavamo proprio di Salvador, dicevamo ha ottenuto una convocazione anche in Under 18, non ha esordito, è arrivato al Genoa in estate dalla Polisportiva Carso, club del Lazio. Viene chiamato lo schema. Traiettoria sul primo, allontanata dalla rappresentativa, si coordina Sancinito. Pallone che va altissimo, non solo sopra la porta, anche sopra la rete che delimita il campo. Calcio di rinvio per la rappresentativa. Di Giorgio, come al solito, fa partire dal basso i suoi. Birardi, in verticale, era venuto incontro Caceres, non era scattato abbastanza presto la sorsa. Rimessa per il Genoa, quando è scoccato in questo momento il 20°. Deseri chiama il pallone Dodde, preferisce andare all'indietro il terzino. Gira la sfera la squadra di Chiappino. Romano, su di lui insolito, pressato, tamponato il numero 10 con un fallo. Il giocatore di maggior talento della sua squadra, ovviamente è uno dei più ricercati. Romano, 14 presenze in campionato e 14 gol. Basterebbe questo dato per testimoniare l'importanza del trequartista per la squadra di Chiappino. Deseri riceve sul lato corto dell'area, mette il pallone in mezzo, allontana la rappresentativa, ma ancora Deseri, prova il destro, Angelos, il pallone rimane lì per Fazio. Un'occhiata al guardalinee, è tutto buono, la bandierina rimane giù, la pareggiata al Genoa al 21° con Fazio. Altro gol scaturito da un rimpallo nell'area della rappresentativa. Stavolta non c'è nessuna deviazione. Quello che conta però per il Genoa è che la sfera è finita in fondo al sacco e quindi al 22° 2-2. Palla in verticale, Kyllönen copre per Magalotti. Porta palla Dodde e apre sulla sinistra. Poi il pallone torna proprio al numero 18, che torna sulla stessa fascia di prima. Dadi avanza, palla al piede, cerca una giocata ad alta scuola, insolito, intuisce, gli scipa il pallone, testa, accelera. C'è anche Ferrari che però probabilmente al posto di liberare spazio a testa gli ha portato un altro uomo addosso.
non ha trovato varchi il numero 7. Birardi alla ricerca di Ferrari. Il Genoa si chiude alla perfezione. Salvador se ne va, trattenuto da Cáceres, che alza subito le mani chiedendo scusa. Fallo netto per evitare la ripartenza dell'attaccante del Genoa, che ha avviato la rimonta dei padroni di casa. Kyllönen per Camilletti, che ora agisce al centro della difesa. Sventaglia verso Salvador. Tocco in direzione di Fazio. Prova a metterla in mezzo, rimpallo che lo sfavorisce in una prima occasione, non nella seconda. Rimessa laterale per la squadra di Chiappino, con Fazio che adesso è un po' uomo ovunque del centrocampo rossoblu. Era partito come playmaker, adesso sta facendo la mezzala e si sta proponendo anche in avanti. A testimonianza di questo il gol assegnato, lottano i due numeri 10, vince il duello Romano che arriva sul fondo, la mette in mezzo, il pallone rimane lì. Cioè ha riprovato ancora una volta Fazio, che va vicino alla doppietta personale. Ora gioca da mezzala Dodde, infatti ha preso il posto da regista. Rimane immutato però lo schieramento, cioè 4-3-1-2 per il Genoa, così come rimane immutato quello della rappresentativa. Però attenzione allo scambio tra Testa e Cáceres. Testa si sposta sulla fascia sinistra, Cáceres va a occupare la corsia opposta. Lancio proprio per Testa, cerca la spizzata. Kyllönen non precisissimo di Testa, poi Camilletti all'indietro verso Magalotti, di nuovo Kyllönen. I ritmi in realtà non sono frenetici, però in 22 minuti ci sono stati 4 gol. Adesso siamo al 25esimo. Romano, gli arriva un passaggio fortissimo, cerca di accomodarlo come può, non ci riesce, ma c'è fallo sul numero 10 di cui stavamo parlando prima, il miglior marcatore della squadra insieme a Decatur, il terzo miglior marcatore di tutto il girone di Under 17. Meglio di lui solo Rubino della Fiorentina e Ravaglioli del Bologna. Romano che è stato inserito anche nelle ultime 2 edizioni dell'Almanacco della Giovane Italia. È nato a Innsbruck, però è italianissimo. È arrivato al Genoa nell'estate 2020 dal Real Florio, una squadra di Napoli. L'anno scorso ha fatto parte dell'Italia Under 16, quest'anno è nel gruppo dell'Under 17 di Corradi, con cui ha già segnato 2 reti rispettivamente contro Finlandia e Grecia, entrambe nelle gare di qualificazione per gli europei. Di Giorgio verso Testa, ancora una volta anticipa Deseri, la Sorsa prova ad azionare Ferrari, non arriva sul pallone anche per la diagonale arrivata con i tempi giusti di Camilletti. Kyllönen, Fazio ha spazio per avanzare, scarica verso Deseri, è in fuorigioco Salvador, Deseri sceglie Romano, pallone irraggiungibile per il capitano rossoblù. Di Giorgio chiede qualche movimento ai suoi, non arriva, e allora per la prima volta forse in questa partita andrà al rinvio lungo. Per la prima no in realtà, però se possibile la squadra di San Fratello cerca sempre di ripartire dal basso. Abbiamo chiesto tra l'altro a San Fratello dopo la partita contro la SPAL cosa si portasse a casa di positivo e su cosa invece a detta sua dovesse lavorare la squadra. Ha detto: per quanto riguarda l'aspetto su cui lavorare è naturale che se possibile dovremmo concentrarci di più sulle palle inattive, però abbiamo troppo poco tempo a disposizione per lavorare con i ragazzi. Occhio a questo lancio per la Sorsa che riesce a mantenere il pallone in campo, marcato stretto, trova Ferrari in area di rigore, destro murato, calcio d'angolo per la rappresentativa. Dicevamo, San Fratello ci ha detto
È ovvio che dovremmo concentrarci di più sulle palle inattive, però abbiamo talmente poco tempo per lavorare con i ragazzi che io preferisco concentrarmi sulla filosofia di gioco, su cosa fare con il pallone. Voglio farli lavorare sempre con la sfera. Le palle inattive, è vero, nel calcio moderno pesano tanto, ma non voglio perdere troppo tempo nei pochi giorni in cui vedo i miei ragazzi. Testa per insolito, carica al destro, calcia altissimo. E poi ha detto: se dovessi scegliere un altro aspetto su cui migliorare, più coraggio nella costruzione dal basso. E ci sembra da questo primo tempo che da questo punto di vista i suoi ragazzi stiano mettendo in pratica le direttive, perché davvero, se possibile, ci provano sempre. Per quanto riguarda gli aspetti positivi della gara contro la SPAL, ovviamente non aver subito gol contro una squadra che disputa un campionato di livello, e poi aver messo le basi per creare il gruppo squadra che parteciperà ai tornei dei mesi prossimi. E non a caso più della metà dei convocati di oggi erano presenti anche a Ferrara, segno che le fondamenta sono state poste. Deseri sbaglia il passaggio per Dodde, intuisce insolito, può scattare la ripartenza della rappresentativa con la sorsa, fa movimento Ferrari, il pallone per il 9 che viene trattenuto da Killonen. Sarà calcio di punizione, chiede anche un cartellino il numero 9 della rappresentativa, che però non arriva. Il tocco è stato lieve in realtà di Killonen, però c'è stato ed è stato sufficiente per impedire a Ferrari di arrivare su quel pallone che era stato servito con i tempi giusti nello spazio, e avrebbe potuto creare più di qualche grattacapo a Magalotti. 30° minuto, siamo alla mezz'ora, calcio di punizione per la rappresentativa sul pallone con il 9 proprio Ferrari e con il 10 la sorsa. Posiziona la barriera il direttore di gara, vediamo chi andrà e di conseguenza con che traiettoria, se sopra la barriera o sul palo del portiere. Prendono la rincorsa entrambi. Parte la sorsa e segna un gol splendido il numero 10 della rappresentativa, che riporta avanti la squadra di San Fratello con una pennellata su calcio di punizione. Grandissima esecuzione del centrocampista degli ospiti. Rimane immobile Magalotti, davvero un gioiello quello di Cristiano La Sorsa, giocatore dell'Urbe Tevere, uno dei trascinatori dell'Under 17 che attualmente è prima in classifica. Lui che può giocare sia mezzala che trequartista, e le qualità da trequartista le abbiamo appena viste. Non era presente a Ferrara, aveva voglia di giocarsi le sue carte. Era difficile trovare un modo migliore. Killonen, su di lui testa, gran calma del finlandese che serve Dodde, duetta con Salvador, torna ancora da Salvador, poi Deseri, dall'altra parte c'è spazio per Dadi, Deseri non alza la testa, premia Dodde, imbucata per Romano che non passa. Birardi, testa, palla da una parte, lui va dall'altra. Stanno emergendo non solo l'organizzazione e l'atteggiamento, come dicevamo prima, ma anche tutte le qualità individuali dei giocatori della rappresentativa. Testa si porta a spasso 2 o 3 avversari e poi sbaglia paradossalmente la cosa più semplice, vale a dire il passaggio verso Birardi. Paco, fallo sul numero 7. Già battuto il calcio di punizione dal Genoa. Killonen per Deseri, che parte con un attimo di ritardo, riesce comunque ad arrivare sulla sfera. Si fa vedere Salvador di prima in direzione di Fazio, alza la testa, sta facendo movimento Dodde, viene premiato Deseri, ricomincia il Genoa, avanza Killonen, prova l'imbucata che non raggiunge Angelos. Dadi mette il fisico e ha la meglio su Cáceres. Altro cambio per il Genoa, il terzo di questa partita. Esce con il numero 4 Killonen, fa il suo ingresso
con il numero 14, se non vediamo male, De Lorenzo, e poi secondo cambio esce Dadi, scusate, con il numero 7 ed entra con il 16 Grossi. Confermiamo l'ingresso in campo di Lorenzo, quindi difesa che è cambiata per metà, adesso è composta da destra a sinistra, da Deseri, De Lorenzo, Camilletti e Sancinito. Cambiato anche notevolmente il centrocampo, è rimasto dentro solo Fazio. Sono usciti gli altri due suoi compagni di reparto, sono entrati Dodde e Grossi. Camilletti, verticalizzazione per Romano, che era scattato bene, in realtà non perfettamente, perché l'assistente ha alzato la bandierina. Arriva anche il fischio del direttore di gara, che si scusa con il guardalinee per non aver notato prima l'irregolarità. Vediamo nel frattempo sul campo, dietro il terreno di gioco dove si sta disputando la partita, che si scaldano tutti i componenti della panchina della rappresentativa. Sono stati convocati in 22 ed è probabile che faranno tutti il proprio ingresso in campo. Lotta la Sorsa, non c'è fallo secondo l'arbitro, che aveva in realtà dato solamente il vantaggio e ha fischiato l'irregolarità in un secondo momento. 34esimo minuto, ricco di emozioni questo primo atto della sfida. 5 gol, si è portata sul 2-0 la rappresentativa, ha impattato la gara il Genoa e poi gli ospiti sono tornati avanti con la Sorsa, che gioca corto verso Birardi. Pallone in mezzo, allontanato dal Genoa, raccoglie Calvosa. Dodde su di lui, Calvosa prova ad andarsene, sterza, viene raddoppiato, finisce col perdere il possesso del pallone. Verticale, non c'è nessuno, raccoglie facilmente Birardi. L'arbitro scodella il pallone, può riprendere il match con insolito allargato per Calvosa. Torna in possesso del pallone il numero 4, 5 per Birardi, detta la profondità la Sorsa. Il terzino sinistro va dall'altra parte per Caceres, lascia scorrere Sancinito e guadagna una rimessa laterale. Con le mani intuisce tutto Calvosa, poi la Sorsa, stop sinistro, gli toglie il pallone Fazio proprio al momento del tiro. Prende anche un colpo il numero 10 della rappresentativa, non c'è fallo naturalmente, e allora il Genoa riparte. Pallone per il neoentrato De Lorenzo, sulla sua verticale da Deseri, che intuisce, poi è sfortunato nel rimpallo e la rimessa sarà per Deseri. L'arbitro però la segna al Genoa. In realtà l'impressione era che fosse nella rappresentativa e anche Testa lo sapeva, però la decisione del direttore di gara ribalta quella del guardalinee. Allora Calvosa, manca l'impatto con il pallone Ferrari, Magalotti per Camilletti, si alza Deseri che chiama il pallone. Difficile però trovare un passaggio pulito con la rappresentativa completamente schierata. Romano tamponato, subisce fallo il numero 10 del Genoa quando siamo al 37esimo minuto di gioco. 2-3 il punteggio in favore ovviamente della rappresentativa. Si alzano
le torri del Genoa, che ovviamente andrà direttamente in area di rigore. Ha sistemato il pallone Camilletti, che chiama lo schema. Palla sul secondo palo, dove Romano non riesce a stoppare, e la rappresentativa scaglia sfera in calcio d'angolo. Si era trovato lì il pallone, non se l'aspettava Romano, perché hanno bucato l'intervento i difensori prima di lui. Come prima va alla battuta Camilletti, 20 presenze in campionato per lui, 18 in under 17, tutte da titolare. Pensate, è stato sostituito solo 2 volte, e altre 2 presenze da sottoetà in under 18. Va col pallone in mezzo all'area, arriva sul secondo palo. Tiro che viene bloccato da Di Giorgio. Dicevamo di Camilletti, uno degli intoccabili della squadra di Chiappino. Ha saltato solo 2 gare in tutto il campionato, e le ha saltate per squalifica, quindi non per scelta tecnica. È il secondo della rosa per minutaggio, meglio di lui solo Ekator. È arrivato al Genoa nell'estate del 2020 dal Cannara, una società nell'omonimo comune in provincia di Perugia. De Lorenzo chiama in causa proprio Camilletti. Pallone allargato verso Sancinito. Secondo il guardalinee il pallone è uscito. L'arbitro ci pensa un attimo e poi interrompe il gioco. Primo cambio anche per le fila della rappresentativa. Entra con il numero 12 Cabella. Cambio del portiere. Esce Di Giorgio. Sarà ovviamente staffetta per i 3 estremi difensori della squadra di San Fratello. Calvosa, costretto all'errore dalla pressione di Angelos. Deseri per Grossi, che perde il possesso. Ferrari può approfittarne, para in bagger Magalotti. Era Sorsa, trova la doppietta personale per il 4-2 della rappresentativa. Si è avventato sul tap-in, non perfetto Magalotti nella prima parata. Era arrivato anche sulla ribattuta, ma non ha impedito il poker della squadra di San Fratello, che al 41esimo minuto torna ad avere 2 reti di vantaggio. Ben 6 reti in questi primi 40 minuti di gioco. 1-0 segnato da Cáceres, 2-0 di Testa, poi 2-1 di Salvador, 2-2 di Fazio, poi la doppietta di La Sorsa a portare la rappresentativa nuovamente sul +2. Dodde verso Romano, fermato da 2 giocatori. Tutto regolare, nonostante siano andati a terra entrambi i ragazzi della rappresentativa. Alfani all'indietro non riesce a liberare la squadra di San Fratello, che ora può ripartire. È rimasto a terra però Cáceres, e allora l'arbitro ferma tutto. C'era un'ottima occasione di ripartire per gli ospiti. Naturalmente la salute dei ragazzi viene prima di tutto, allora medici in campo a sincerarsi delle condizioni di Cáceres. Giocatore del Campo Morone, quindi proprio di queste zone. Gioca negli allievi. L'anno scorso
E questa è una storia che vale la pena raccontare, insieme a Corengia, che adesso è proprio tra le fila del Genoa. Ha preso parte allo stage della rappresentativa Under 16 dedicato all'area nord. Quindi entrambi, appunto, hanno fatto un'esperienza con la selezione della Lega Nazionale Dilettanti. In estate poi Corengia è passato al Genoa. Primo cambio per quanto riguarda i giocatori di movimento della squadra di San Fratello. Ha fatto il suo ingresso con il numero 16 Dorbolò. Birardi non passa la sua verticale. Fazio fa correre sulla destra Angelos, detta il passaggio romano, si va da Salvador, torna da Fazio, destro, respinto da Birardi. Poi Grossi cerca di ributtare il pallone in area di rigore. De Lorenzo anticipa Ferrari, ancora Genoa che torna da De Lorenzo. 44esimo minuto in corso. Romano all'indietro per De Lorenzo. Si alza sulla destra Deseri. Da un'occhiata in avanti il numero 14 sbaglia l'imbucata. È appostato infatti Birardi. Con l'uscita di Cáceres si è riorganizzata la rappresentativa. Sono cambiate un po' di posizioni. Seguiamo prima questa offensiva della squadra di San Fratello. Poi eventualmente, se avremo tempo, prima del termine della frazione, vi descriveremo il nuovo assetto. Lo schema rimane quello di sempre, però Calvosa è passato da destra a sinistra, Birardi si è alzato a centrocampo, la Sorsa nel trio di attacco a ricoprire il ruolo di Cáceres, De Lorenzo, Camilletti, proprio la Sorsa in pressione sul numero 3. Sancinito di prima alla ricerca di Salvador, bravissimo nel difendere il pallone nonostante l'attacco di Dorbolò, che poi però si ritrova lì un po' casualmente. La sfera la cede alla Sorsa che allarga per testa. Vediamo se sprinta il numero 7. No, decide di appoggiarsi al numero 10 che perde il possesso. Poi però si va a riprendere il pallone, non trova al limite dell'area Sorgon, Deseri non arriva sul pallone, Birardi prova a infastidirlo, arriva Calvosa, da un'occhiata in mezzo fa partire il cross che in realtà diventa un tiro in porta. Magalotti forse tocca il pallone, di sicuro la sfera colpisce la traversa, non è di questa idea né l'arbitro né il guardalinee, e allora rinvio dal fondo. Il traversone di Calvosa si stava per trasformare nel 5-2 per la rappresentativa. De Lorenzo, Deseri, 1-2 tra Angelos e Fazio. Avanza il numero 11, prova ad aprire, fa buonissima guardia, 5. Poi Grossi di testa per Sancinito, evita il tackle di La Sorsa. Il Genoa riesce a ricostruire, siamo ufficialmente entrati nel recupero. Vediamo quanto farà giocare ancora il direttore di gara. Mancano 10 secondi alla fine del primo minuto di extra time. Romano, l'arbitro guarda il cronometro e dice che per il momento non c'è più tempo. La prima frazione si conclude sul punteggio di 4-2. Riepiloghiamo i gol. Vantaggio della rappresentativa con Cáceres, raddoppio firmato Testa. Riporta in parità il match la squadra di Chiappino grazie alle marcature di Salvador e Fazio, e poi torna sul +2 la rappresentativa con la doppietta di La Sorsa. Noi ci rivediamo per la ripresa.
Sa. Bentornati al centro sportivo Begato di Genova per il secondo tempo di Genoa, rappresentativa Lega Nazionale Dilettanti Under 17. Ci sono stati diversi avvicendamenti sia per i padroni di casa che per gli ospiti. Adesso andiamo ad elencarveli. Per quanto riguarda il Genoa sono usciti col numero 9 Salvador, col numero 11 Angelos e col numero 5 Fazio. Sono entrati col numero 21 Gucic, col numero 20 Lattari e col numero 19 Venturino. Per quanto riguarda la rappresentativa invece sono usciti con il numero 4 Insolito, con il numero 9 Ferrari, con il numero 3 Birardi. Sono entrati con il numero 14 De Lorenzo, con il numero, scusate, non De Lorenzo, con De Lorenzo ovviamente il numero 14 del Genoa, con il numero 14 Arzillo, con il numero 21 Giacona e con il numero 17 Cristian Molara. Le due squadre sono già disposte in campo, pronte ad iniziare questa seconda frazione. Si attende il fischio del direttore di gara che dia il via alla ripresa. Un ultimo check con i propri assistenti che prendono posto ora dopo aver controllato le reti. E si ricomincia È iniziato il secondo tempo. Rimessa laterale per i rossoblù, se ne incarica Sancinito, che attende il movimento dei propri compagni e poi cede ad Odde, non riesce a controllare il numero 18, altra rimessa laterale. Sempre Sancinito alla touche.
1-2 e poi palla dall'altra parte verso De Lorenzo, imbucata in direzione di Romano, gioco allargato sulla destra. Vediamo se il Genoa mette questo pallone in area, lo fa per Lattari che viene anticipato in modo provvidenziale. Rimane in attacco la squadra di Chiappino. Ricominciano i rossoblù che coinvolgono il proprio portiere. Nel frattempo è entrato Massellucci al posto di Magalotti. Dodde alza la testa, va da Gucic, un po' di problemi nel controllo e nel restituire il pallone al numero 18 Cabella. Scarica sulla sinistra, lo dicevamo nel primo tempo, ricerca sempre la costruzione dal basso la squadra di San Fratello. Romano lotta con grandissima grinta il capitano del Genoa. Arzillo capisce tutto, prova a far ripartire la rappresentativa, la sorsa in verticale da Giacona, non controlla il numero 21, sarà rimessa per la LND. Prendono posto in area di rigore proprio Giacona, ora anche Testa, e poi c'è il 17 Molara. Batte ora 5 e va proprio da Molara. Ancora 5 verso Giacona, che però è in posizione irregolare e quindi sarà calcio di punizione a favore della squadra di Chiappino, che ha provato a rimescolare un po' le carte. Vedremo se riuscirà anche a accorciare lo svantaggio e a ritrovare la parità. Sancinito alza la testa il numero 13, pensa al cambio di gioco, poi sceglie Dodde sulla sua verticale. Gucic sponda per Lattari, anticipato secco da Arzillo, poi Dorbolò verso Cabella. Lancio sulla destra per Molara, cerca lo stop, poi scivola, sbaglia Dodde che non si capisce con Grossi. Per sua fortuna subisce fallo e non perde il possesso del pallone. Deseri in parallela, passaggio sbagliato, allarga le braccia, sconsolato Chiappino per un errore su una giocata che sembrava molto semplice. Può attaccare la rappresentativa, che ovviamente non ha fretta di eseguire la rimessa. Tra l'altro è anche sparito il pallone, che va a riprendersi in questo momento Calvosa con la fascia al braccio. Gioca nel Rotonda, club di Potenza, è titolare in prima squadra. Prima squadra milita nel campionato di eccellenza. Romano, si può distendere il Genoa, torna indietro da Deseri, ancora Romano, stavolta la verticale a Deseri è riuscita. Camilletti può spingere il numero 3, sceglie di andare direttamente in avanti. Calvosa ha capito tutto, poi cerca un sombrero, si allunga un po' la sfera, interviene Deseri, detta il passaggio Venturino che viene servito. Venturino se ne va, arriva sul fondo, la mette all'indietro per Gucic che segna il 4-3, tocca Cabella ma non basta, si rifà sotto la squadra di Chiappino. 4-3. Azione confezionata da due dei subentrati. Se n'è andato sulla destra Venturino, ha messo a rimorchio per Gucic. Stop destro, il pallone che è finito in fondo al sacco. L'avevamo nominato nel primo tempo Gucic. Nella ripresa ha fatto il suo ingresso in campo e ha trovato il gol, il suo primo con la maglia del Genoa.
Camilletti per De Lorenzo. Pressato, torna dal numero 3. Grossi ha spazio tra le linee, rinviene la sorsa. Il numero 16 riesce a liberarsi del pallone. Sta arrivando la sovrapposizione di Deseri, vista e servita. Deseri accelera, cross in mezzo. Gucic stavolta viene anticipato. Dodde, poi la rappresentativa allontana definitivamente. Cerca di prendere la posizione Giacona, non ci riesce perché è stato attaccato fallosamente da Grossi, che chiede scusa, dobbiamo ammettere e riconoscere per una volta, visto che sempre più spesso le cronache vengono occupate da episodi contrari, di come in questa partita, che è un amichevole, lo spirito è proprio quello dell'amichevole. Ovviamente non stiamo parlando dell'agonismo, ma del fair play, del rispetto tra gli avversari. Dal punto di vista dell'intensità, della tecnica, invece è una partita a cui i ragazzi stanno dando il giusto valore. Camilletti di testa, lotta sempre con Giacona, altro fallo, scontro molto fisico tra il numero 21 e il numero 3. Giacona paga un gap in centimetri e in muscolatura, però non ha nessun timore reverenziale nei confronti di Camilletti. Birardi, Dorbolò, ancora Birardi, Calvosa, scusate, non Birardi. Arzillo perde il possesso. Gucic, vediamo se riesce a tenere il pallone in campo. Si impegna ma non ce la fa. Rimessa per la rappresentativa. Continuano il riscaldamento i giocatori della squadra di San Fratello. Si tolgono la casacca in due. Si tratta del numero 20 Saccomanni. E vediamo chi è l'altro. Si rimettono la casacca pronti al cambio. Ha preso un colpo Calvosa. Si continua a giocare però. 5. Ha spazio per portare sulla sfera. Decide di premiare lo scatto di La Sorsa. De Lorenzo fa buona guardia e guadagna anche un rinvio, perché riesce a far carambolare il pallone addosso a La Sorsa. Eccoli i cambi. Esce proprio il numero 10, entra con il numero 20, l'avevamo anticipato, Saccomanni. Per quanto riguarda il secondo cambio, vedremo chi sarà ad entrare e chi sarà ad abbandonare il terreno di gioco. Si tratta del numero 7, Testa, autore di un gol e non di un vero e proprio assist, ma comunque l'azione della prima rete è partita dai suoi piedi. Al posto di Testa ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco il numero 19, vale a dire Pierluigi. Camilletti per De Lorenzo. Avanza palla al piede il numero 14, attaccato da Pierluigi, costretto a rilanciare lungo, perde il pallone il Genoa. Lotta l'altro neoentrato Saccomanni, commette fallo. Il giocatore dell'Invicta Matera. Fallo già battuto dal Genoa, che può impostare una nuova trama di gioco. Camilletti, come sempre, a cercare la sventagliata sulla fascia opposta. Sponda per Gucic, tamponato da Dorbolò, è rimasto a terra un giocatore della rappresentativa. Si continua a giocare. Venturino, serpentina, cross in mezzo. Lattari probabilmente la toglie a un compagno e il pallone sfila sul fondo. 11° minuto della ripresa, 4-3 il punteggio. Entrano i medici a sincerarsi delle condizioni di Capitan Calvosa. Prende posto sulla nostra fascia, quella dove abbiamo la postazione Molara.
Arbitro fischia e il gioco può riprendere. Cabella, rilancio proprio alla ricerca di Molara, giocatore del Progresso, club di Castelmaggiore, un comune nell'Interland di Bologna. È uno dei trascinatori dell'Under 17, attualmente seconda in classifica. Trequartista di grandissima qualità. Sanfratello ha detto che è curioso di vederlo all'opera. Non era presente a Ferrara, tecnica che il selezionatore della rappresentativa ha dichiarato di aver visto in pochi ragazzi della sua età. Il suo ruolo è quello di trequartista, però occhio al Genoa che recupera palla con l'Attari, non si intende con il compagno. Era una grossa chance per i rossoblù, che possono continuare ad attaccare. Sancinito scarica per Venturino, tunnel, Sancinito mette il pallone in mezzo, respinto. Ancora Genoa nella metacampo della rappresentativa, ricomincia verso De Lorenzo, trova un ottimo filtrante per Romano, non passa il numero 10, si distende la rappresentativa, si chiude il triangolo tra Saccomanni e Dorbolò, lancio in direzione di Gucic, palla fuori, era tutto buono forse. Sbaglia il pallonetto il numero 21, che a tu per tu col portiere forse era convinto di essere in fuorigioco, non c'è andato con la giusta convinzione. Pallone terminato abbondantemente sul fondo, si era un po' addormentata la retroguardia della rappresentativa. Calvosa di prima, sporcato il suo passaggio, raccoglie Romano, poi Dodde, imbucata per Gucic, che con i suoi inserimenti sta mettendo molto in difficoltà la retroguardia ospite. Lancio per Pierluigi, che prova ad accelerare. Camilletti di esperienza lo aspetta, spallata, poi serve De Lorenzo, rischia il Genoa. De Lorenzo è costretto ad andare lungo, l'altro numero 14 Arzillo interviene e scaraventa il pallone fuori. Cambio per il Genoa, esce Camilletti. L'unico superstite insieme a Deseri della retroguardia, ed entra con il numero 15 Arata. De Lorenzo proprio per Arata, di prima verso Sancinito, non passa la verticale del terzino del Genoa. Terzino che può giocare sia a destra che a sinistra, 13 presenze in campionato per lui e un gol contro il Modena. È arrivato al Genoa nell'estate del 2018 dal Ceriale. Suo zio gioca a calcio, attualmente in eccellenza all'Imperia, può vantare però qualche presenza anche nel mondo professionistico. Nel 2018-19 giocò infatti nell'Albissola in Serie C. 5 prova a ripartire, palla al piede, viene fermato. La sfera torna però in possesso del ragazzo che, nonostante il cognome di Caltro, indossa la maglia numero 6. Saccomanni per Pierluigi, serve la sovrapposizione di Calvosa, poi litiga un po' con il pallone e lo consegna a Massellucci. Arata apre per Sancinito, si abbassa Sorgon, il pallone termina sul fondo. 16° minuto, ritmi un po' più bassi rispetto alla prima frazione. 4-3 il punteggio in favore della rappresentativa. Ha accorciato le distanze nella ripresa la rete di Gucic, l'unico gol di questo secondo tempo fino ad ora. Molara prova ad andarsene, Sancinito capisce tutto, poi Pierluigi ci mette una pezza. Arata, Romano di prima per Deseri, in verticale da Venturino, anche lui in avanti da Lattari,
che è andato in gol nell'ultima partita di campionato, rete che purtroppo non è servita per fare punti, dato che è arrivata una sconfitta nel derby contro la Sampdoria, partita che la Sampdoria aveva sbloccato. L'Attari, partito dalla panchina, aveva riportato in parità e poi dopo praticamente un minuto la Samp è tornata avanti con il gol di Murgia che ha deciso la sfida. Pierluigi non va subito sul pallone, consente al Genoa allora di ripartire. Deseri, buona la finta di corpo del terzino italo-congolese. Poi Romano può mettere il pallone in area di rigore, lo fa sul secondo palo, non c'è nessuno a ribadire in rete, raccoglie Dodde che va da Sancinito. Poi Grossi pensa alla sventagliata, torna da Dodde, in appoggio ancora il numero 16, dettano il movimento almeno 3 giocatori del Genoa, viene premiato Romano, sta arrivando anche Deseri. Romano pensa al passaggio, è disposta molto bene la rappresentativa, sceglie poi Dodde, calcia di prima, palla in orbita. Sempre 4-3 allora al 18° minuto. Pronti 2 cambi per la rappresentativa, esce Sorgon con il numero 8, entra con il numero 13 Ischia e poi esce Alfani con il numero 5 ed entra con il numero 18 Valenti. Ora, a parte Capitan Calvosa e 5, Sanfratello ha cambiato tutto l'11 di partenza. Quindi 9 undicesimi sono volti nuovi rispetto ai ragazzi che hanno cominciato questa amichevole. Pronti altri 2 cambi anche per il Genoa, vediamo se si effettueranno subito, l'impressione è che sia così. Esce Deseri, entra con il 17 forse Alcarusi, infatti è così. E poi esce Capitan Romano che cede la fascia al numero 15 Arata. Ripreso il gioco, lancio lungo in zona Bailo che ha fatto di nuovo il suo ingresso sul terreno di gioco, lui che era partito titolare. Magalotti per Arata, si alza la pressione di Molara, verticale alla ricerca del neoentrato Alcarusi, detta la profondità a Venturino, anche Gucic fa lo stesso, è Venturino che riceve, la gioca ad Alcarusi, pressato il numero 17, c'è fallo su di lui per Alcarusi. Alcarusi, scusate, è originario dell'Oman, 3 presenze in stagione per lui, 2 in campionato, tutte e 2 da subentrato e una in amichevole contro la rappresentativa Lega Pro. Ha iniziato a giocare in patria, poi si è trasferito in Italia ed è stato tesserato da un'altra famosa società ligure, cioè la Virtus Entella, in estate. Non ha cambiato regione, ha cambiato però maglia per indossare quella rosso-blu del Grifone. Grossi svetta di testa, altro colpo di testa, terzo colpo di testa di Arata, quarta incornata. De Lorenzo deve coprire dall'attacco di Molara, decide di tenere il pallone in campo, rischia ma si disimpegna molto bene. Bailo sceglie di aprire, poi non si capisce con Arata e viene punito da Molara, la cui pressione viene ricompensata. 5-3 della rappresentativa al 21° minuto. Per la terza volta in questa partita la squadra di Sanfratello si porta sul +2. Difese forse da registrare oggi, ma i reparti offensivi funzionano a meraviglia, non tanto, o meglio non solo a livello realizzativo, ma proprio
per come sono capaci di infastidire la retroguardia avversaria anche in fase di non possesso. Diversi gol oggi sono nati proprio in queste situazioni, penso ad esempio alla rete di Salvador che ha consentito al Genoa di accorciare le distanze nel primo tempo. Adesso questa rete da parte di Molara, anche il quarto gol segnato dalla Sorsa era nato da una situazione del genere, quindi squadre che dal punto di vista del recupero palla stanno agendo molto bene, difese che potrebbero serrare un po' di più i ranghi. Viene chiamato lo schema dal Genoa, un solo uomo in barriera per la rappresentativa, si tratta di Pierluigi, sale in area di rigore Arata. Molto affollati 16 metri della rappresentativa, solo 2 giocatori del Genoa in copertura preventiva, vale a dire Bailo e De Lorenzo. Fischia l'arbitro, cross a centro area, serie di deviazioni, il pallone scivola sulla fascia opposta ma non esce, allora il Genoa ha un'altra chance, rischia nuovamente Bailo un retropassaggio a De Lorenzo. Ancora Bailo, stavolta passa il suo filtrante, Sancinito. Bailo cerca l'1-2 con Dodde, c'è fallo sul difensore del Genoa. Si incarica Dodde della punizione già eseguita per il centrocampista. 15 presenze in campionato, le prime 4 da subentrato, poi è sempre stato titolare. Cross in mezzo, non ci arriva Gucic. La rappresentativa può distendersi con Molara che d'esterno lancia Pierluigi, trattenuta del 19, fallo su Arata. Poteva forse temporeggiare Molara in questa giocata, poteva portare per altri metri il pallone, aveva davvero tanto spazio. Ha provato a servire in profondità Pierluigi, eccesso di altruismo per il numero 17. Grossi sventaglia per Venturino, si rinnova il duello con Calvosa, cross rasoterra, allontana Dorbolò. Rimessa per il Genoa, l'Attari litiga con il pallone, poi i rossoblù tornano in possesso della sfera, altro passaggio rischioso che raggiunge però Sancinito. De Lorenzo, superata la metà della ripresa, 5-3 per la rappresentativa. Pierluigi va a riprendersi il possesso del pallone, dribbling di Saccomanni, di Giacona scusate, che va in verticale, Massellucci la fa sua. Passaggio fuori misura quello del numero 21 che gioca nel Borgosesia, squadra in provincia di Vercelli, è arrivato al Borgosesia dalla Biellese. In teoria doveva fare la preparazione con i grandi che militano in Serie D e poi andare in Juniores. In ritiro però ha stupito tutti, è rimasto in prima squadra, finora 9 presenze e 2 reti. L'impatto con il calcio professionistico, o meglio scusate, non con il calcio professionistico, con il calcio dei grandi è stato davvero incredibile. Ha giocato la sua prima gara in assoluto il 23 ottobre, partendo dall'inizio, e ha fatto gol. Ha già preso parte al raduno dell'area nord della rappresentativa Under 18. Centravanti completo, vede la porta, attacca la profondità, lega il gioco. Non era presente a Ferrara per infortunio. Valenti per Saccomanni, sta arrivando Ischia, si torna indietro da 5. Poi Arzillo, sempre Ischia a farsi vedere sulla destra, si torna dal numero 6, impressione Gucic, fa girare il pallone la squadra di Sanfratello. Verticale in direzione di Molara, Arata in tackle con decisione, ma sul pallone mette fine all'azione, all'offensiva della rappresentativa. Manca un pallone che sta arrivando in questo momento. Il trio offensivo è composto
da Molara per la rappresentativa, Giacona sull'altra fascia e il riferimento centrale lo fa con il numero 19 Pierluigi. Arata avanza, palla al piede, nessuno si abbassa, è costretto ad andare lungo, regala letteralmente il possesso a Calvosa, anticipato Giacona, verticale che non raggiunge nessuno. 27esimo minuto, 5-3. Va in pressione Pierluigi che per poco non riconquista il pallone. Ragazzo della Maceratese, ha iniziato a giocare da poco in prima squadra. Occhio al pallone riconquistato dalla rappresentativa di Lorenzo Allontana. Dicevamo di Pierluigi, ha iniziato da poco a giocare in prima squadra in eccellenza, attaccante esterno dalle grandi qualità sia tecniche che atletiche. Anche lui non era presente a Ferrara, in realtà come tutti gli attaccanti in questo momento in campo, perché non era presente neanche Molara, di cui abbiamo già parlato. Rimessa lunga per Saccomani, mette giù il pallone, prova la serpentina, contrasto, la sfera rimane lì, palla al limite, destro alto da parte di Valenti che non ha inquadrato lo specchio. Arata, Pierluigi si alza, Dodde di prima verso Sancinito, si alza anche Saccomanni, pressione forte ora della rappresentativa con i suoi 3 attaccanti. Abbiamo parlato a proposito di attaccanti proprio con Sanfratello. Ormai in Italia anche ai massimi livelli si parla di un problema attaccanti per la nazionale. Secondo alcuni questo problema è dovuto al fatto che ormai sono troppo coinvolti nella manovra e fanno troppo lavoro sporco. Nel frattempo calcio di punizione, Magalotti, Massellucci sbaglia, palla rimessa in mezzo, Sancinito allontana, Massellucci come può e finisce dentro alla fine questo pallone per il 6-3 della rappresentativa. Annullato però. Annullata la rete probabilmente per posizione di fuorigioco. Una serie di batti e ribatti. Massellucci si pulisce la coscienza perché aveva fatto probabilmente 2 errori nella stessa azione. Uno in presa su un cross morbido e un altro sempre in un tentativo, nel tentativo di bloccare il pallone. Sancinito richiama in causa Massellucci, pressione di Molara, stavolta per non rischiare va lungo. Di prima Grossi, ottima giocata del numero 16 che si fa scippare il pallone da Saccomani. Ischia alza la testa, c'è solo De Lorenzo in zona. Dodde fermato da Ischia. Sancinito per Venturino, si accentra il numero 19, da lì può anche calciare, lo fa e centra il palo. Che giocata di Venturino, Cabella non ci sarebbe mai potuto arrivare su questo destro. Lattari per Bailo, ancora Lattari, passaggio corto per Grossi, libera Giacona. Appena avremo un attimo di sosta torneremo a parlare della questione attaccanti di cui abbiamo discusso con Sanfratello. C'è però il Genoa in avanti, libera la rappresentativa, colpo di testa di Pierluigi, cerca di tornare da Molara, altro colpo di testa, di nuovo Pierluigi sul pallone, accerchiato da maglie rosso-blu, libera un po' di spazio Molara che chiama il pallone in area di rigore, fermato il numero 19 da Grossi. Dicevamo, secondo Sanfratello non c'entra niente il lavoro sporco degli attaccanti. Secondo lui le spiegazioni al problema sono essenzialmente 3. Prima di tutto i ritmi si sono alzati tantissimo a tutti i livelli, i giocatori corrono tanto e quindi perdono di lucidità. Poi non c'è più la cattiveria sotto porta che c'era una volta
E come terza spiegazione, i campionati giovanili, soprattutto i primi, cioè Under 14, Under 15, Under 16, hanno partite che durano troppo poco, per cui i ragazzi si ritrovano a giocare davvero pochi minuti durante l'anno e quindi hanno meno possibilità di migliorare. Se poi consideriamo che giustamente a quell'età gli allenatori devono far giocare tutti e che le rose sono molto ampie, non sono tante invece le gare nell'arco della stagione, la conseguenza è che i mister, per vedere tutti all'opera, sono costretti ad effettuare tante sostituzioni durante la singola partita. E a proposito di sostituzioni, ne arrivano altre per la rappresentativa. Entrano in campo con il numero 22 De Gaetano, esce con il numero 2 Calvosa e poi entra il terzo portiere. Scusate, Gaetano, il terzo portiere, che ha fatto il suo ingresso in campo al posto di Cabella. L'altro cambio. Prima però seguiamo questa punizione del Genoa. L'altro cambio è Natale col numero 15. Al posto di Calvosa, dicevamo. Viene chiamato lo schema da parte del Genoa. Cross in mezzo, Dodde prova a girarla, non trova lo specchio della porta. Rinvio per la rappresentativa quando siamo al 33esimo minuto. 5-3 il punteggio per la squadra di mister Sanfratello, che si sta avvicinando ad un'altra vittoria in amichevole dopo quella contro i Parietà della SPAL. Se nella gara contro la formazione di Ferrara le indicazioni migliori erano giunte dalla difesa che non aveva subito gol, oggi probabilmente sarà soddisfatto del lavoro svolto dal reparto offensivo, capace di segnarne 5 se consideriamo anche quello annullato. 6. Pierluigi sulla sua verticale per Molara, vince un rimpallo, se ne va, il pallone non è uscito ora. Rimessa laterale per gli ospiti. Il Genoa cerca di affrettare i tempi di questa giocata. Ischia, anticipato secco Arzillo da Dodde, scatta Salvador che ha fatto di nuovo il suo ingresso in campo. Dodde scarica sulla destra e poi si propone in area di rigore. Venturino la mette, non ci arriva Lattari. Il pallone però è stato deviato e quindi ci sarà calcio d'angolo per il Genoa quando siamo giunti a 10 minuti dalla fine di questa amichevole. Comanda la squadra ospite per 5-3. Alzato il braccio, cross nel centro dell'area di rigore, l'ha presa Sancinito, così è parso, sì, è proprio così. Svettato il numero 13 del Genoa, non è riuscito a trovare l'impatto giusto. Rimessa laterale già effettuata dalla rappresentativa. De Gaetano raddoppiato, va lungo il terzo portiere che ha fatto il suo ingresso in campo per la squadra della Lega Nazionale Dilettanti. Saccomanni al centro, si era mosso anche Giacona che adesso ha la fascia di capitano al braccio, si va però all'indietro. Apertura verso Ischia, difficile controllare il pallone, allora di testa serve direttamente Saccomanni. Apertura per Giacona, Molara calcia col sinistro, Massellucci blocca. Buono sviluppo da sinistra a destra della rappresentativa, stavolta sicuro il numero 12 dei rossoblù. De Lorenzo torna da Massellucci, si allarga Arata da una parte e proprio De Lorenzo dall'altra, si abbassa Dodde.
decide di andare lungo l'estremo difensore del Genoa. In zona ci sono solo maglie bianche che però restituiscono il pallone al Grifone. Palla al piede Grossi, intervento in scivolata che favorisce Salvador, destro murato, il pallone rimane in area, ancora una volta viene sporcato, sulla sfera si avventa Pierluigi. Molara non ci crede abbastanza, si ostacolano due giocatori del Genoa, il pallone per Molara, può scattare la ripartenza, dall'altra parte c'è Giacona, Molara va proprio dal 21, il pallone non arriva pulito al capitano della rappresentativa, un po' per il passaggio probabilmente troppo tenero, un po' per lo scatto in copertura da parte dei difensori dei padroni di casa. Poi se l'era ritrovata lì Giacona, ma non è riuscito a controllare il pallone. Touche per la rappresentativa Under 17. Battuta verso Molara, ci ha messo il piede Grossi e allora sarà corner per la squadra di Sanfratello. Quando ci avviciniamo alla fine di questa partita, punteggio sempre di 5-3. Battuto corto il calcio d'angolo, è uno schema questo della rappresentativa, destro respinto, ci aveva provato da fuori Saccomanni. Si fa vedere ancora il numero 20, si addormenta Salvador che non esce subito, esce in un secondo momento e riconquista il possesso, prova a lanciare Carusi in copertura, la rappresentativa mette fuori il pallone. Gli avvicinamenti in campo hanno abbassato un po' i ritmi. Ovviamente la rappresentativa vuole cercare di mettere la partita in ghiaccio, non ha nessun interesse ad alzarli e a premere col piede sull'acceleratore. Dovrebbe farlo il Genoa, che ha sempre meno tempo a disposizione per riaprire il match. Dodde, serie di finte del 18, prova a mettere in area Lattari, viene chiuso il corner. Ora è per il Genoa, che deve provare a trovare il gol del 5-4 che riaprirebbe completamente la partita. A 7 minuti più recupero dalla conclusione. Si avvicina Dodde, Lattari, Grossi però preferisce andare direttamente in area di rigore con il suo destro a rientrare. Aveva scelto bene il tempo del salto Venturino, ma ha mancato l'impatto con la sfera. Giacona da solo contro tutti se ne va e fa il massimo, cioè guadagnare un calcio di punizione, visto che lo fronteggiavano 4 giocatori in maglia rosso-blu. Ha fatto salire la squadra, ha guadagnato tempo, ha guadagnato un possesso. Non si poteva chiedere di più. Palla lunga per Pierluigi. Sancinito fa una buona diagonale difensiva. Dodde dà un'occhiata in avanti e serve Salvador. Ha spazio il 9, preferisce non affondare, cerca di raggiungere Gucic. Non arriva sul pallone. Lattari, scusate, non Gucic. Salvador lascia lì il pallone perché c'è stato un fallo, battuto in fretta il calcio di punizione con grandissima eleganza. Ischia con un tackle in scivolata degno di Alessandro Nesta. Poi Molara in verticale da Pierluigi, la bandierina rimane giù per il momento. Pierluigi sterza, De Lorenzo aveva capito tutto, lo aspettava lì e disinnesca una possibile palla gol per la rappresentativa. Raddoppiato Dodde, torna da De Lorenzo, Molara gli ruba il pallone, vediamo se riesce ad intervenire. Ce la fa Arata. Ennesima sfera riconquistata da Molara. Palla verso De Gaetano che è nella terra di nessuno e per evitare rischi mette il pallone in rimessa laterale il portiere del Cittanova, club dell'omonimo comune nei dintorni di Reggio Calabria. Fa il secondo portiere in Serie D, è cresciuto nella Reggina, anche lui non era presente a Ferrara. Per un momento Dorbolò pensa di chiamare in causa proprio De Gaetano, poi preferisce andare lungo verso De Lorenzo. Non sappiamo se volesse fare effettivamente questa giocata. Sta di fatto che riesce a servire Colzi. Su di lui Molara che sta conquistando un'infinità di palloni, poi troppo frettoloso, rovina il quanto di buono fatto pochi istanti prima. De Lorenzo
Tanti lanci lunghi ora del Genoa, che ha perso un po' di lucidità nello sviluppo dell'azione. 5 fa buona guardia, unico giocatore a non essere mai uscito dal campo della rappresentativa. Francesco 5, giocatore della Cavese, viene spesso convocato in prima squadra che sta dominando il campionato di Serie D. Ha già fatto il suo esordio tra i grandi nella gara di Coppa contro il Francavilla, decisa da un gol di un altro ragazzo nel giro delle rappresentative LND, vale a dire Francesco Rossi, che sta partecipando al torneo di Viareggio, che ieri ha giocato da titolare nella prima giornata contro la rappresentativa. Sventagliata sulla sinistra interviene proprio 5, che disorienta l'avversario e se ne va, palla al piede. 5 stavolta il rimpallo lo sfavorisce. Gran giocata però del difensore della rappresentativa. Ora occasione per il Genoa, che è in area di rigore. Venturino prova ad andarsene, chiuso in calcio d'angolo. 42esimo sul cronometro, 3 più recupero alla fine, sempre più 2 per la rappresentativa LND. Una delle ultime chance per la squadra di Chiappino di accorciare le distanze e mettere un po' di pepe a questo finale di gara. Dodde, finta e controfinta, può anche calciare, fa partire il sinistro, non inquadra lo specchio della porta il centrocampista dei padroni di casa. De Gaetano va a recuperare il pallone. 2 minuti e mezzo praticamente alla conclusione del match. Sistema il pallone De Gaetano. Rinvio lunghissimo, Bailo col petto, poi 5 senza far troppi complimenti, scaraventa fuori. Altra rimessa sull'out di destra per il Genoa, che fatica a trovare ritmo, anche perché la rappresentativa è molto chiusa, molto organizzata, ci sono pochi varchi, spesso costretto a lanciare lungo come in questa occasione. Ischia di testa sovrasta Colsi, di testa anche Arata per Sancinito. Dodde, si alzano su di lui Saccomanni e Molara, va all'indietro da Massellucci, ancora Dodde di prima verso De Lorenzo, sempre meno alla fine di questa partita. 90 secondi al termine, comanda la rappresentativa, vicinissima ormai alla seconda vittoria consecutiva in amichevole contro un club del settore giovanile scolastico. Sancinito e Colsi lottano con Pierluigi, che voleva un fallo o una rimessa laterale, ottiene la seconda. Può andare Ischia con le mani. Sulla sua verticale sono in 3 del Genoa, che per poco non si danno fastidio. Sancinito verso Arata, che rischia, poi in qualche modo ma perde il pallone in un secondo momento. Pierluigi con il destro va distante dallo specchio della porta. Attendiamo la segnalazione del recupero. Ci sembra di vedere 3 minuti di extra time, almeno quella è la cifra che lampeggia sulla lavagnetta, che però non è ancora stata sollevata dall'assistente. Palla morbida, rischiosissima, per poco non ci arrivava Giacona di testa. Ora Genoa con una serie di 1-2, interviene Dorbolò. Non è ancora il momento della segnalazione del recupero, mancano 15 secondi allo scadere dei 90 minuti regolamentari. De Lorenzo aspetta il movimento dei compagni, l'unico che lo fa è Dorbolò, non ha giocatori a cui darla, in qualche modo però trova Alcarusi, che poi viene fermato da Valenti. Ecco la segnalazione del recupero, confermiamo i 3 minuti. Salvador non passa l'imbucata, raccoglie Alcarusi, pensa al destro, ci pensa un istante di troppo, però serie di batti e ribatti al limite dell'area. Salvador col destro, chiuso da un'eccellente scivolata di Dorbolò. Finezza di troppo da parte della rappresentativa. Si alza il vento qui al centro sportivo Begato, campo che ora è completamente in ombra. La temperatura si sta anche abbassando
sensibilmente. Calcio di punizione per il Genoa, una delle ultimissime opportunità per la squadra di mister Luca Chiappino, quantomeno per finire la partita con un solo gol di svantaggio. Dodde sul punto di battuta, in barriera solamente un giocatore, si tratta di Pierluigi. 5 giocatori del Genoa in area di rigore, ora diventano addirittura 7. Parte Dodde al centro dell'area, flipper che consente a Grossi di segnare il 5-4. Hanno guardato tutti il guardalinee, la posizione però era regolare, quindi 5-4. Gol del numero 20, scusate, non Grossi, del numero 20, si tratta di Lattari. Ischia. Verticalizzazione De Lorenzo, non si capisce con Masselucci, interviene Molara, suolata, Molara, De Lorenzo, poi Molara ancora, attraversa. Vicinissimo al 6-4 il numero 17. Ha reagito subito la rappresentativa. 45 secondi alla fine del recupero. Ultimo possesso per il Genoa. Colzi tra le linee da Dodde, apertura verso Sancinito, non passa la sua parallela, passa invece quella della rappresentativa, non c'è nessuno a raccoglierla. Ultimi 30 secondi di gara. Masselucci per De Lorenzo, vediamo se butta in avanti un ultimo pallone la squadra di casa. Ci pensa De Lorenzo, fa partire il lancio, colpo di testa di 5 che subisce un fallo che vale oro per la rappresentativa, dato che possono scorrere altri secondi preziosissimi. Ne mancano 3 alla fine in questo momento. L'arbitro consulta il cronometro e dice che non c'è più tempo. Al termine di una partita ricca di gol e di emozioni, la rappresentativa Under 17 della Lega Nazionale Dilettanti si impone sui Parietà del Genoa col punteggio di 5-4. Noi ringraziamo proprio la società rossoblu per l'ospitalità, ringraziamo la rappresentativa e in generale la Lega Nazionale Dilettanti per averci affidato questa telecronaca, che non è la prima e speriamo non sarà l'ultima delle rappresentative verso i tornei che animeranno maggio e giugno. Ringrazio ovviamente tutti i ragazzi che hanno lavorato dietro le quinte, Matteo, Stefano che mi hanno supportato, Sofia che si è occupata delle riprese, e poi naturalmente ringrazio chi ci ha seguito. L'appuntamento è sui canali social della Lega Nazionale Dilettanti e della Giovane Italia per scoprire le prossime gare di calcio giovanile. Buon pomeriggio. Bravo Luca, perché noi abbiamo ascoltato, non abbiamo preso.